la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Secondo Giovanni, gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù rispose ai giudei: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse: in verità io vi dico, il figlio da sé non può far nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste. E voi che ne resterete meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Che non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico che ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato alla vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Tisti čas je Jezus rekel Judom: moj oče dela doslej, tudi jaz delam. Zaradi tega so ga Judje še bolj želeli umoriti, ker ni samo sobote kršil, ampak tudi Boga imenoval svojega očeta in se delal enakega Bogu. Jezus se je torej oglasil in jim govoril: resnično, resnično povem vam, sin ne more delati samo od sebe ničesar, razen kar vidi, da dela oče. Karkoli namreč dela on, dela enako tudi sin. Oče namreč ljubi sina in mu kaže vse, kar sam dela, in še večja dela, kot ta mu bo pokazal, da se boste čudili. Kakor namreč oče obuja mrtve in oživlja, tako tudi sin oživlja, katere hoče. Kajti oče tudi ne sodi nikogar, temveč je vso sodbo dal sinu, da bi vsi častili sina, kakor častijo očeta. Kdor ne časti sina, ne časti očeta, ki ga je poslal. Resnično, resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v sodbo, ampak je prestopil iz smrti v življenje. Resnično, resnično povem vam, pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina
in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Kajti kakor ima oče življenje sam v sebi, tako je dal tudi sinu, da ima življenje sam v sebi. In dal mu je oblast, da sodi, ker je sin človekov. Ne čudite se temu, kajti pride ura, v kateri bodo vsi, ki so v grobeh, zaslišali njegov glas. In kateri so delali dobro, bodo vstali k življenju. Kateri pa so delali hudo, bodo vstali k obsodbi. Jaz ničesar ne morem delati sam od sebe. Kakor slišim, tako sodim. In moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo molto profondo che abbiamo ascoltato. Evangelij, ki smo ga poslušali, je bil zelo, zelo globok. Ma prima di approfondire il Vangelo vorrei tornare alla prima lettura, Ampak zdaj se vrnemo prvemu branju, dove è molto chiaro un concetto, una realtà che tutti noi siamo chiamati a credere, a riconoscere. kjer je opisana ena resnica, v katero moramo biti dobro poznati. Dio prende sempre l'iniziativa nei confronti dell'uomo per la sua salvezza e per il suo bene. Bog vedno se odloči za človeka, za njegovo dobro in za to, da ga reši. Egli sta a cuore la sua creatura, l'uomo, gli vuole molto bene. On ima svoje otroke zelo, zelo rad. Mette sulla bocca di Isaia, il profeta, sugli altri profeti, questa realtà che egli vuole, compassionevole dell'uomo, lento all'ira e pieno di amore e di misericordia. V usta preroka Izaije in drugih prerokov je dal samo besede ljubezni do človeka. Non solo il profeta Isaia, ieri abbiamo sentito anche tramite il profeta Ezechiele il concetto anche dell'acqua. Včeraj smo se pogovarjali o preroku Ezechiele, ki je govoril o vodi. Spero che ieri qualcuno ha potuto anche leggere le letture. Nekdo od vas je slišal včeraj branja? Allora, la prima lettura si parla delle acque, delle torrenti di acqua. Prvo branje je bilo o tekočih vodah. Perché anche ha a che fare col Vangelo di oggi. In se povezuje na današnji evangelij. Allora l'acqua, soprattutto un elemento molto prezioso nell'uomo del deserto. Voda je zelo dragocena za človeka, predvsem v puščavi. Ma questa acqua ha una qualità specifiche molto ben diverse dell'acqua normale. Ampak voda, o kateri se mi pogovarjamo, je zelo različna od navadne vode. Perché essa ci richiama, ci ricorda al battesimo nostro. Ker nas spominja na naš krst. Allora noi siamo molto fortunati. Mi smo zelo srečni. Perché sebbene nell'antichità questo torrente dell'acqua faceva difficoltà all'uomo dell'Antico Testamento di attraversarla, čeprav v stari zavezi je bilo zelo težko za človeka iti čez vodo. Noi siamo fortunati perché Gesù che ci dà la mano per passare da quest'acqua come il lavacro, da una vita nuova. Mi imamo veliko sreče, ker Jezus nam daje na roko in nas pelje čez vodo kot v nekem pranju. E per questo che ho detto oggi nella prima lettura, sempre il Signore ci ricorda, sono io a cercarvi, sono io a venirvi incontro. In tudi danes v prvem čitanju Bog nam reče, jaz vas hočem srečati, jaz pridem nasproti vas. Ma come agisce l'uomo? Come ha agito, come agisce anche al nostro tempo di fronte a questa offerta? Kako pa deluje človek, ko ga Bog tako povabi? Allora nell'antichità l'uomo della Bibbia vedeva questo torrente difficile da attraversare, aveva bisogno di qualcuno che l'aiuta.
V starih časih, v stari zavezi, je človek videl nekaj nemogočega in je vprašal Boga za pomoč. Noi, come ho detto, siamo fortunati perché c'è qualcuno che già ci offre, non solo che ci aiuta, ci offre già gratuitamente avere il sacramento del battesimo. Mi pa imamo srečo, ker je prišel Jezus in nam je dal krst, da nam je pomagal. Allora quanti famiglie, quanti genitori non danno il battesimo, o ci pensano, o ci lasciano un po' ancora più tardi. Koliko družin, koliko otrok danes nimajo krsta. E questa è una cosa molto importante, vedete, noi abbiamo a disposizione i sacramenti, tutta la grazia di avere questa nuova vita. Mi imamo na razpolago to novo življenje. E tanti dei figli dell'uomo, ecco, rifiutano o lasciano stare, non danno l'importanza giusta. In veliko od nas se odreče temu. E così allora, per questo che ho detto che ha a che fare le letture di ieri con le letture di oggi. In zato je rekel, da včerajšnji evangelij je imel vezo z današnjim. L'Evangelista Giovanni è un evangelista profondo perché due concetti nel suo Vangelo che le tratta spesso, sempre. Evangelist Ivan je zelo globok, ko o tem govori. Primo, il segno. Segno? Segno. Znak. Il segno, poi l'ora, adesso, ora. Kdaj? Zdaj. Invece noi purtroppo non ragioniamo sempre secondo la volontà di Dio. Mi pa ne pomislimo tako kot Bog. Allora il concetto dell'ora, del presente, magari la mandiamo a dopo. Uno, kar je zdaj, mi rečemo kasneje. Il Signore mi chiama, ad esempio, oggi a confessarmi, ma dopo, più tardi. Bog nas kliče danes, da gremo na spoved, mi pa rečemo jutri. La confessione sarebbe come fosse attraversare questo torrente d'acqua che i profeti hanno visto, hanno desiderato e non riuscivano. V resnici izpoved je, ko gremo čez to deročo vodo, o kateri smo se pogovarjali. La stessa cosa anche, come ho detto, il battesimo, tardare, non dare il battesimo al figlio, è come fosse dire non vivere secondo la volontà di Dio. Tudi ko ne krstimo otroka ali pa počakamo, to pomeni, da mi ne živimo v Bogu. Perché il Signore a ogni messa non manda la sua grazia, non dice tanto venite alla messa, ma la grazia mia ve la do la prossima messa, magari domani, ci penso un attimino, tutto attuale, e ora. Nikoli Bog ne reče, pridete na mašo zdaj, dobro vam bom dal jutri. Ora, e questo poi il segno, ci viene dati tanti segni. Bog nam da veliko znakov. Il Signore continua a darci dei segni. In Gospod ustraja, ko nam daja te znake. Allora noi spesso siamo distratti dalla realtà. Mi pa mislimo na druge stvari. Allora questi segni non hanno tanta importanza nella nostra vita. In ti znaki niso pomembni v našem življenju. E così perdiamo la grazia dell'ora, dell'adesso. In tako zgubimo blagoslov sedanjosti. Per questo che ho detto, noi siamo chiamati ora, adesso, a vivere, a fare la volontà di Dio. Zato mi smo poklicani zdaj, tukaj, da poslušamo Boga. Non mandarlo a un altro momento. Ne smemo to odlašati za drugi trenutek. E così come il Signore sempre continua sempre a ricercare l'uomo perso, l'uomo che è perduto o l'uomo che è lontano da Lui. In Bog stalno išče človeka, ki se je oddaljil, ki je daleč od njega. L'attualità e il segno prendono un significato molto importante per la salvezza dell'uomo. Sedanjost in znaki so zelo pomembni za odrešitev človeka. Allora non dovremmo perdere mai il tempo ancora. Siamo ancora in Quaresima. Zato ne smemo zgubiti čas, prav zdaj, ki je post. Ma abbiamo magari passato 4 settimane di Quaresima, poco praticanti di ritornare al Signore.
Mogoče smo začeli ta post in nismo dosti molili našega Gospoda. Possiamo ricominciare già da questa ora, da adesso. V tem trenutku lahko ponovno začnemo. Ora mi alzerò e ritorno dal Padre mio. Zdaj bom vstal in se vrnil mojemu očetu. Così abbiamo sentito nel Vangelo della domenica scorsa di questa settimana. Tako v nedeljo je bilo rečeno v Evangeliju. Allora siamo chiamati a ritornare al Signore, a non perdere l'ora e il segnale, a non sottovalutare i segni che riceviamo da Lui. Smo poklicani Boga poslušati zdaj in videti vse znake, ki nam daje. Sicuramente possa essere un segno di venire qui a questo santuario di San Giuseppe. Sigurno je zelo dober znak, če prihajamo tukaj v svetišču svetega Jožefa. Con lui che ha dovuto fare strada, ore, o lasciare il lavoro, o lasciare altri impegni. Tudi če smo prišli oddaleč, ali pa smo imeli drugo službo ali druge zadeve, per attraversare questo torrente d'acqua. Smo šli čez teročo vodo in smo prišli sem. Che una volta era inaccessibile all'uomo, včasih ne bi bilo tako lahko prideti. Ora, con la grazia e l'amore di Gesù che ci ama, possiamo attraversarlo. Zdaj, ki imamo milost in ljubezen Boga, lahko gremo čez teročo vodo in pridemo. Anzi, ci chiama a attraversare stendendosi la mano. Bog nam da roko in nas pokliče, da pridemo. Affinché possiamo vivere una Pasqua tutta speciale, personale per ciascuno di noi quest'anno. Tako da bomo živeli pravo veliko noč, specialno za vsakega od nas. Allora chiediamo questa grazia per noi e per i nostri cari amici e per tutte le persone che si sono affidate alle nostre preghiere. Vprašamo to milost za nas in za vse one, ki jih ljubimo. Amen. Amen. Ora ci alziamo, presentiamo al Signore le nostre intenzioni insieme a quella della Chiesa.